Buongiorno, buongiorno, in diretta come sempre dallo studio di Focus TG su Rete Veneta. Partiamo dalla cronaca: un bengalese ha urinato davanti alla vetrina di un negoziante che si è permesso di rimproverarlo e per tutta risposta è stato picchiato. Andiamo in diretta a Mestre da Anna Maria Parisi e da Sandro Ponchio per la parte tecnica. A te Anna Maria. Eccoci, buongiorno direttore, siamo in diretta con la vittima, l'aggredito. È evidente come da tutta la parte in cui sia stato aggredito si vedono non soltanto le ecchimosi ma anche proprio i lividi e i rigonfiamenti rispetto alla parte sinistra che appunto non ha subito lesioni. Siamo con Abdul Made per tutti Mehdi. Il ragazzo trentenne di nazionalità bengalese ma oramai si è naturalizzato italiano perché vive qui da oltre 20 anni che è stato selvaggiamente aggredito perché sabato pomeriggio verso le 17:45 scusate, ha visto che c'erano 3 ragazzi che uscivano dal vicino bar, è stato visibilmente alterato, ragazzi molto giovani, 18, 25, 30 anni dell'est Europa, dall'accento, e uno dei quali non si reggeva addirittura in piedi. Questo si è messo a urinare sulla vetrina del negozio vicino di parrucchiera e Mehdi, che li ha visti, semplicemente cosa hai detto? Appena li ho visti ho detto che guarda che non si fa così, c'è il bagno al bar, e dopo sono venuti in modo molto aggressivo verso di me. Io ho cercato di comunque tenermi le distanze perché capisco che non si possono ragionare con queste persone. Un suo amico che era un pochino più sobrio gli ho detto che guarda, porta via il tuo amico, non vogliamo avere problemi. Nel momento in cui io mi sono girato mi sono visto catapultare un pugno prima da questa parte. Non riuscivo a capire che cosa fosse successo. Appena mi sono girato ho preso un altro pugno qua e dopo ho iniziato a difendermi. Nel momento in cui ho iniziato a difendermi, altri 2 suoi amici che erano con lui hanno iniziato a aggredirmi brutalmente. Un mio connazionale che passava di qua ha lasciato la bicicletta e è venuto al mio soccorso. Successivamente uno dei 3 che cercava comunque di difendermi, a quello con cui ho cercato di avere un dialogo, è stato picchiato brutalmente più avanti. Quindi diciamo che queste sono persone che continuamente a Marghera cercano di disturbare le persone, chiedere i soldi. Appena diciamo che hanno un minimo di appoggio cercano di comunque aggredire le persone. Noi non siamo più al sicuro nella nostra città. Oggi è successo a me, domani potrebbe succedere a qualcun altro della mia comunità e sono molto preoccupato. Sì, perché Mehdi ha il patronato che si trova alle nostre spalle, il CAF, con cui dà sostegno e supporto non soltanto ad altre persone di nazionalità bengalesi e par suo, ma anche a molti italiani. E ci raccontava sempre Mehdi, direttore, di come la comunità sia fortemente bersaglio di anche numerose baby gang, e lo stesso è accaduto a voi tempo fa. Esatto, anni fa ci capitavano molto spesso che mentre tornavamo dal lavoro, sempre piazza Mercato, Parco Sant'Antonio, qua nella zona, scendevamo dall'autobus, c'erano baby gang che ci chiedevano le sigarette, dei soldi, se non le davano erano in 3-4 che ci picchiavano. Adesso mi sembra che l'incubo di nuovo sia fatto vivo. Chiediamo l'intervento subito delle forze dell'ordine. Loro sanno perché non è una cosa che è successa oggi e stiamo per segnalare, è una cosa che continuamente segnaliamo, però devono intervenire prima possibile, se no non finiamo nell'anarchia, ognuno fa quello che vuole. Ecco, questo è l'appello, e del resto con Mehdi adesso ci sarà una class action, una sorta di denuncia collettiva per la zona fortemente insicura da parte dei tantissimi negozianti che si trovano lungo la zona. Grazie Mehdi per questo toccante collegamento, per questa toccante tua dichiarazione. Da via Rizzardi a Marghera è tutto, ti restituiamo la linea con le immagini di Sandro Ponchio, direttore. Grazie a Anna Maria Parisi e a Sandro Ponchio. Ed è caccia ai giovanissimi vandali, e siamo rimasti e rimaniamo nel veneziano, responsabili
tra sabato e domenica della notte di fuoco a Martellago. 3 ragazzini, con ogni probabilità minorenni, utilizzando dei petardi, hanno provocato l'incendio di un'auto in via Castellana e hanno causato danni ad altre auto parcheggiate vicine. Non contenti, hanno danneggiato anche la statua della Madonna nel centro del paese. Si contano danni per decine di migliaia di euro. 3 ragazzi sono stati visti da diversi testimoni e immortalati dalle telecamere, e quindi è caccia aperta. In un video gli acquisti che si è affrettata a fare una donna che pochi minuti prima con il figlioletto aveva rubato un borsello da un ombrellone in piazza Aurora a Jesolo. Con le carte di credito sottratte ha cercato di comprare più cose possibili prima che il proprietario, un trevigiano, le bloccasse. Turista in spiaggia con il figlio ha sottratto il borsello a un trevigiano, un 50enne della Castellana, che in quel momento si era allontanato dall'ombrellone. Eccola nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza di un negozio di piazza Brescia mentre utilizza le carte di credito per fare degli acquisti. È accaduto nei giorni scorsi a Jesolo, all'altezza di piazza Aurora, ma il fenomeno è ben più vasto in queste settimane in cui la più frequentata località del litorale veneto è al culmine della stagione turistica. Furti non solo nelle spiagge, ma anche nei campeggi, con i ladri che anche lì si fingono turisti. La polizia locale sarebbe già sulle tracce della donna responsabile del furto in piazza Aurora, una rom che nel giro di pochi minuti con 2 differenti carte di credito è riuscita a fare 2 acquisti tentando un numero ben più alto di transazioni, circa 6-7, tutte da meno di 25 euro per evitare di dover digitare il PIN. Il tutto mentre il proprietario del borsello, accortosi di essere stato derubato, bloccava le carte. Sottratti 40 euro da un conto, 120 dall'altro, spariti i documenti. Il portafoglio è stato infatti ritrovato vuoto all'altezza di via Gorizia. Con il borsello andate perse anche le chiavi della macchina, che rischiano ora di essere il danno principale. E ovviamente anche i ciclisti sono vittime di furti, vengono portate via molto facilmente in tante situazioni le loro biciclette. Un furto fotocopia, finestra laterale forzata nel cuore della notte, circa le 3:30. Ladri che entrano in azione e si portano via 10 bici da corsa, il cui valore è ancora in corso di quantificazione. È il secondo assalto in 2 settimane alla Zero Light, azienda specializzata di Villafranca Padovana. Nella notte tra il 30 e il 31 luglio le bici rubate erano state 5. La scorsa notte i banditi hanno raddoppiato il bottino. Come via di fuga hanno scelto la provinciale che porta verso il centro di Villafranca e poi va verso Piazzola sul Brenta. È il secondo colpo nel giro di 2 settimane ai danni di questa azienda. Una banda abilissima che, caricate le bici, probabilmente raggiunge direttamente il confine con il prezioso bottino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Padova, che hanno avviato le indagini e acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell'impresa e da quelle del comune. Non unica azienda presa di mira nel Padovano. A giugno i ladri di biciclette da corsa erano tornati a colpire per la 3ª volta in poco più di un anno il negozio Benato di Rovolon. Servizio di Chiara Gaiani, quindi biciclette rubate ai privati ma anche ai negozi che vendono biciclette anche di grande valore, e ovviamente i ladri, immaginiamoci d'estate, sono più scatenati che mai, soprattutto nei furti in abitazione. Una banda ha colpito in un quartiere di Vigonza nel Padovano. Il racconto della vittima raccolto da Chiara Gaiani e da Federico Cibotto. La frazione di Vigonza, come altre del comune di Vigonza, sono purtroppo martoriate dai furti nelle abitazioni. In questo quartiere dove ci troviamo con il collega Federico Cibotto ce ne sono stati 2 solo nella serata di Ferragosto, alcuni anche tentati. Signora Teresa, erano più o meno le 8, lei era uscita per fare una passeggiata. Sì, e mio marito era seduto in cucina a guardare la televisione. Ecco, che cosa è accaduto in quel brevissimo periodo di tempo, una mezz'oretta? Una mezz'oretta, prima di partire ho aperto le finestre tirando giù le zanzariere per cambiare un po' d'aria. Quando sono tornata a casa ho cominciato a chiudere perché però le zanzariere erano tutte giù,
Ecco, erano tutte giù, sono andata in camera mia e ho trovato i cassetti aperti e gli ho chiesto a mio marito: sei stato tu? E allora abbiamo visto che mi mancava l'oro, 80 euro sul portafoglio di mio marito che se l'aveva levato e messo. Ecco, niente. Il suo marito era a casa, stava guardando la televisione e sono entrati dalla porta? Sono entrate dall'ingresso. Lei in quella passeggiata aveva notato però qualcosa. Che cosa, signora? Sì. E avevo notato un gruppo di ragazzini, ma non posso dire l'età, in bicicletta. E tutti in gruppo mi hanno detto ciao e io gli ho risposto ciao. Dopo 20 metri passa un altro ragazzino, ma era un attimo più grande, vedendolo seduto sulla bicicletta, e mi ha detto ciao anche loro. Però loro sono andati avanti e si sono fermati su un angolo e uno aveva il fanale bene acceso che mi guardava verso di me. Come mi avvicinavo ha abbassato il fanale e ho visto che erano là che maneggiava, però io non ho guardato, sono continuata la mia passeggiata e sono tornata a casa e ho visto il disastro. Però non ho... Alla notte mi viene in mente il giro dei ragazzi, quel saluto era un saluto da prendere in giro. Insomma, è convinta che sia stati loro? Convinta che sia stati loro. E potrebbero averne fatti anche altri di furti così? Sì, può darsi di sì. Signora, lei immagino che avete chiamato i carabinieri, sono venuti? No, si è andato a fare la denuncia. Il giorno dopo è andato a fare, perché al momento sì, era un attimo... ecco, alla mattina, ieri mattina è andato a fare la denuncia, insomma. Hanno portato via delle cose che a lei erano care? Sì. Ecco, l'anello di fidanzamento, un anello che mi aveva fatto, che mia sorella che è morta mi aveva regalato un lingotto d'oro e io gli ho detto cosa faccio e sono andata dall'orefice e mi ha fatto fare un braccialetto e una spilla. Le piacerebbe ritrovarli, riaverli? Sì, sì. Chissà, magari. Se fosse vero. Signora, lei ha paura adesso? Perché era da tanti anni che, per fortuna, insomma. Paura. Si ha una cosa dentro che si mangia dentro. È una cosa dentro. Una sensazione di insicurezza. Ecco, specialmente perché c'era una persona a casa. E per fortuna non gli hanno fatto niente. Ecco, perché sì, anni indietro non c'era nessuno a casa, abbiamo trovato il disastro, però è tutta un'altra cosa questa. Essendo una persona in casa, essendo che in mezz'ora, veramente in mezz'ora che mi è... ecco. L'intervista di Chiara Gaiani, oggi in regia ci sono Mattia Pizzaia e Andrea Basso. Restiamo a Padova perché la Polizia di Stato ha smantellato una banda per l'appunto specializzata in rapine e furti nelle abitazioni. Fermata una banda di predoni albanesi con l'accusa di essere i responsabili di una violenta rapina ai danni di una coppia di anziani avvenuta lo scorso 10 agosto a Padova. 3 cittadini albanesi di 25, 29 e 34 anni, tutti incensurati, sono stati fermati dalla polizia. Verso l'1 di notte di domenica 10 agosto, i 3 uomini, col volto coperto, erano entrati nell'alloggio di una coppia di coniugi ultrasettantenni per commettere un furto, ma erano stati sorpresi dalla coppia di anziani che stava rincasando. Li avevano allora minacciati, sottraendo loro i cellulari e colpendo con un piede di porco il padrone di casa che aveva tentato di reagire, spingendolo a terra e infierendo su di lui a calci.
Con un flessibile avevano quindi tentato di aprire una piccola cassaforte senza riuscirci. La mobile, già attivata da numerose segnalazioni di furti in appartamento nelle ultime settimane nei comuni della prima cintura padovana, ha verificato quindi gli spostamenti di 3 albanesi. Individuata l'abitazione di uno di essi, ha effettuato un controllo scoprendo dentro 5 persone che stavano dormendo. I poliziotti hanno trovato guanti, torce, attrezzi, borse di valore, una delle quali con le iniziali di una delle vittime di un altro furto, oltre a soldi ed altri oggetti preziosi per un valore di 15.000 euro provenienti da furti e rapine in appartamento, un flessibile e un piede di porco identici a quelli usati nella rapina ai 2 anziani e vestiti e scarpe indossati quella notte. Dei 5 uomini identificati, 3 sono risultati compatibili con gli autori della rapina e per questo sottoposti al fermo di polizia, convalidato dal GIP che ha disposto la custodia in carcere dei 3 uomini. Gli altri 2 sono risultati essere entrati in Italia il giorno prima del controllo. Quasi certamente per unirsi alla banda sono stati denunciati per concorso in furto e ricettazione ed espulsi dal territorio nazionale su disposizione del questore di Padova Marco Dorisio. Le indagini proseguono per ricostruire tutti i furti e le rapine commessi nelle ultime settimane a Padova e provincia, oltre 30 in abitazioni di Padova, Albignasego, Montegrotto, Campodarsego, Borgoricco, Campo San Piero e zone limitrofe. Servizio di Francesco Rattai. E ieri, proprio nell'era dei cambiamenti climatici, il classico intervento chirurgico di una tromba d'aria che ha colpito un'area di servizio a Vedelago ha fatto molti danni. Andiamo in diretta da Cristian Arboita, Simone Merlo. A te, Cristian. Direttore, buongiorno. Esatto, una tromba d'aria chirurgica, nel gergo si chiama anche downburst, è quello che si è abbattuto in questo lembo di Marca occidentale nella serata di ieri. Ha colpito questo distributore, siamo all'Eni Station di via Circonvallazione Est, ma anche altre attività, una palestra in fase di apertura, poi una concessionaria, le coperture di alcune abitazioni nella zona di Fanzolo e Salvatronda. Insomma, è stato un momento particolarmente critico, subito segnalato da diversi automobilisti, anche con dei video che sono diventati virali. Non solo la pioggia battente, ma soprattutto il vento fortissimo, vento che si è abbattuto sulla copertura di questo distributore, appunto l'Eni Station di via Circonvallazione Est, dove il gestore si è subito rimboccato le maniche. Qui con noi, accanto al sindaco di Castelfranco Stefano Marcon, il signor Eugenio Reginato. Insomma, è stata una serata di paura e di concitazione a Reginato. Sì, verso le 18:30, non mi ricordo bene, mi chiama il collega del bar: vieni giù che è successo il disastro. Cosa è successo? Non capivo bene, perché da dove abito io non si riusciva a capire che c'era stata sta tromba d'aria. Lei abita a Pieve del Grappa. Pieve del Grappa. E sono partito subito, il tempo di mettermi in ordine un attimo e venire giù. Quando sono arrivato ho trovato il disastro: pannelli scesi, macchine accidentate e niente, era sceso tutto, i gazebi volati via, pannelli sulla strada e l'altro lato della strada, e così è successo. Ecco, un miracolo che nessuno si sia fatto male. Sì, questa è una bella cosa, che nessuno si abbia fatto male. Perché il tema, direttore, qual è? Tanti automobilisti, come spesso accade in questi casi, hanno cercato rifugio in un primo momento, vista la pioggia battente, visto il vento, sotto la copertura del distributore, e alcuni sono stati proprio travolti dai pannelli fotovoltaici che poi hanno cominciato a volare. Esattamente, le vetture che si sono esposte all'esterno della pensilina, gli è venuto giù il pannello solare e ha fatto dei danni alla macchina. Quindi attimi davvero concitati, sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, si è messa in moto anche la macchina della protezione civile. Dicevamo, paura soprattutto nelle frazioni di Salvatronda, San Floriano, siamo nel territorio comunale di Castelfranco, e poi nella zona di Fanzolo,
invece sul territorio comunale di Vedelago. Sindaco Marcon, lei ieri era fuori Castelfranco, si è subito precipitato in città. Sì, quando sono stato avvisato sono partito alle 20:45, ero qui proprio in questo distributore a prendere atto di quello che era succeduto. Nel frattempo però ho coordinato con la protezione civile nostra, la polizia locale, i vigili del fuoco, la regione del Veneto, perché mi ha contattato il Dipartimento di Protezione Civile e siamo intervenuti per cercare di mettere in sicurezza nel più breve tempo possibile. Uno dei problemi risolti all'ultimo, erano le 23:30, è stato quello di ridare energia elettrica a tutta la frazione di San Floriano, quindi grazie anche alle squadre dell'Enel che sono intervenute, e oggi insomma si può dire che è tutto abbastanza messo in sicurezza, ha fatto la polizia necessaria e si farà la conta dei danni. Per l'ennesima volta si può tirare un sospiro di sollievo. Nelle ultime settimane abbiamo registrato tanti fenomeni intensi e violenti, e diverse volte abbiamo parlato anche di vere e proprie tragedie sfiorate. È così, specialmente nell'ambito della caduta alberi. Questo sollecita anche le pubbliche amministrazioni nei vari censimenti che stanno facendo per cercare insomma di censire il patrimonio arboreo di ogni singolo territorio, perché bisogna in qualche modo cercare di prevenire anche questi fenomeni che via via diventano sempre più frequenti. Senta, da un punto di vista amministrativo, Sindaco Marcon, servono strumenti nuovi, inediti, per affrontare queste continue piccole e grandi emergenze? Guardi, io penso, e la riprova è anche questo luogo, è anche un capannone qui vicino, che la prima cosa da fare è quella di assicurarsi contro questi eventi accidentali che diventano, ripeto, sempre più frequenti. Avere una copertura assicurativa aiuta a limitare i danni che si patiscono ogni qualvolta succedono, e come si dice sempre sono imprevisti e imprevedibili. Quando capitano. Qui è durato poco più di un quarto d'ora, tutto sommato la fascia è stata abbastanza circoscritta, ma non è sempre così. Grazie Sindaco Marcon, Presidente della provincia. Signora Reginato, lei è assicurato, no? Mi dice. L'ENI, la struttura è dell'ENI e l'ENI è assicurato, sì, in questi casi. Tengo a dire che l'impianto è già stato messo in sicurezza e ha cominciato già a erogare normalmente. Quindi la comunicazione di servizio per i suoi clienti è che siete ripartiti proprio in questi minuti. Esatto, l'impianto è aperto e funziona. Grazie signora Reginato, grazie Sindaco Stefano Marcon, Presidente della provincia di Treviso. Noi adesso ci spostiamo su Fanzolo Vedelago, direttore con Simone Merlo. È tutto da via Circonvallazione Est, ti restituisco la linea. Grazie molte a Christian Arboit e a Simone Merlo, e apriamo la pagina della strage senza fine degli incidenti stradali. Vediamo un titolo del giornale di Vicenza, poi vedremo il nostro servizio. I due ragazzi sedicenni, Giulio e Mattia, uniti anche nella morte, sono stati investiti da un'auto che ha invaso la loro corsia. Aperta un'inchiesta verso il conducente che li ha travolti, ha travolto questi due ragazzi e anche un terzo ragazzo che è rimasto gravemente ferito. È una strage senza fine, vedremo poi anche il nostro servizio. E poi ci sono state purtroppo altre vittime della strada in poche ore nel Veneziano. L'ultima tragedia in ordine di tempo, quella consumatasi a Jesolo, dove la 22enne triestina Samantha Vitale ha perso la vita sbalzata dalla moto sulla quale si trovava in sella assieme al centauro 35enne alla guida. Fatale lo scontro con un'auto in via Martin Luther King. Il motociclista ferito non è in pericolo di vita. Solo qualche ora prima, sempre in sella a una due ruote, era morto il 57enne Paolo Colussa, residente a Cona, che vedete nella foto insieme all'altra vittima Samantha Vitale, dipendente della sede padovana di Acciaierie Venete. Lo schianto è avvenuto proprio a Cona. Colussa ha perso il controllo della moto ed è finito contro un palo, morendo poche ore dopo il ricovero in ospedale. Era sull'auto, seduta sul finestrino dell'auto condotta da una coetanea ubriaca, quando la vettura ha affrontato a tutta velocità una rotatoria, sbalzandola fuori. Una 21enne di Fonte è rimasta ferita a Casella d'Asolo. Soccorsa dai passanti, non è
miracolosamente in pericolo di vita. La conducente dell'auto, una ventenne di Altivole, era in stato di ebbrezza, le è stata ritirata la patente. E adesso anche le tragedie in montagna purtroppo aumentano d'estate. L'alpinista che è morta mentre scendeva dalla vetta del Castore in Valle d'Aosta è atteso in queste ore il nulla osta della procura e poi si stabilirà la data dei funerali che verranno celebrati ad Agna. Saranno celebrate alle 16 di giovedì 21 agosto nella chiesa parrocchiale di Agna, dove vivono la mamma e il fratello, i funerali di Alexandra Gheorghe, l'alpinista morta mentre scendeva dalla vetta del Castore nel massiccio del Monte Rosa con il pisano Marco Stagi. Arrivato in mattinata il nulla osta della procura valdostana. Non sarebbe stato il meteo a tradire Alexandra e il compagno di scalata. Stavano scendendo dalla vetta del 4000 quando a essere fatale sarebbe stata una scivolata. Dopo l'allarme lanciato dal fidanzato della 36enne, nata in Romania ma residente da anni con la famiglia nel Padovano, prima ad Agna, adesso a Ponte di Brenta, i soccorritori hanno individuato i corpi di 2 sfortunati alpinisti nella mattinata di giovedì scorso. Grande la commozione ad Agna, dove la famiglia di Alexandra è ben voluta e tutti ricordano l'energia e la vitalità di questa donna, ingegnere informatico, appassionato di viaggi e innamorata della montagna. Anche in questa scalata tutto era stato studiato. I 2 alpinisti erano ben attrezzati e avevano valutato le condizioni meteo. A togliere la vita ad Alexandra e Marco una tragica fatalità. È stato fissato intanto il funerale del piccolo Carlo Panizzo, che sarà celebrato mercoledì alle 10 nella chiesa di Roncade. Da domani e fino a mercoledì mattina sarà possibile rendergli l'ultimo saluto nella casa funeraria. Come ricorderete, il bambino di 6 anni scomparso a Cavallino Treporti è ritrovato sul fondo del mare poche ore dopo. Mercoledì sarà lutto cittadino. Le bandiere saranno a mezz'asta e verrà rispettato un minuto di silenzio in tutta Roncade nel momento in cui avrà inizio la cerimonia funebre. Ha lasciato questa terra ed è volato in cielo, forse a bordo di quell'aereo che ha disegnato proprio lui e che lo accompagnerà su in alto, da dove veglierà sui suoi cari. L'epigrafe per salutare Carlo Panizzo, spirato a Jesolo il 12 agosto scorso in quella che doveva essere una giornata di festa e mare per celebrare il suo compleanno, è colorata e gioiosa come era lui e ricorda a tutti che nonostante il poco tempo su questa terra, Carlo ha insegnato il vero significato della parola amore, ha mostrato cos'è veramente la gioia di vivere e ci ha fatto capire che con un sorriso, un abbraccio forte e tanti bacini i problemi svaniscono e la vita diventa subito più bella e piena. Carlo sarà salutato da tutti quelli che lo hanno amato tantissimo, che lo amano oggi, che non c'è più, e che lo ameranno alla follia per sempre, mercoledì 20 agosto, partendo dalla casa funeraria di via Camorelli alle 9:50 e dalle 10 in chiesa a Roncade. Fino a mercoledì sarà possibile anche portargli l'ultimo omaggio. Dopo la celebrazione il corteo proseguirà per il cimitero di Roncade, mentre il giorno prima, martedì, dalle 19:30, verrà recitato il Santo Rosario, sempre nella chiesa principale. E mentre la famiglia ringrazia quanti sono stati loro vicino e hanno testimoniato affetto e vicinanza, promette anche di tenere acceso quell'amore inesauribile che dovrà sostenerli in tutti i giorni a venire. Anche nei giorni della disperazione, piccolo angelo, il tuo amore riempie ancora i nostri cuori. Manterremo la promessa di vivere con gioia, sapendo di averti sempre al nostro fianco e sicuri che un giorno ci ritroveremo, pronti a fare ancora tante coccole insieme. Servizio di Elena Dal Forno, e sono 5 i destinatari della querela formalizzata dai familiari di Alex Marangoni, il 25enne di Marcon, che come ricorderete aveva perso la vita all'abbazia di Vidor dopo un rito sciamanico. Sono proprio gli organizzatori di questo rito e destinatari della querela. È stato ipotizzato il reato di cessione di stupefacenti.
La denuncia annunciata alla fine di luglio dai familiari di Alex Marangon è stata formalizzata. I genitori e la sorella del 25enne di Marcon, morto nel giugno di un anno fa all'abbazia di Vidor, attraverso il loro legale, l'avvocato Stefano Tigani, hanno denunciato gli organizzatori del rito sciamanico al termine del quale il ragazzo è scomparso, salvo poi venire rinvenuto, ormai privo di vita, su un isolotto del Piave. 5 le persone querelate. Andrea Zuin, organizzatore del rituale finito sotto l'occhio degli inquirenti, e la compagna Tatiana Marchetto, i 2 curanderos colombiani Johnny Benavides e Sebastian Castillo, e infine Alexandra Diana da Sacco, moglie del conte Giulio da Sacco, proprietario dell'abbazia, loro i destinatari dell'azione legale. Con la quale la parte privata, quindi insomma i eredi, i genitori, la sorella di Alex, chiedono loro stessi la punizione degli eventuali responsabili per la morte dell'amato Alex. Così si era espresso 3 settimane fa l'avvocato Tigani, raggiunto da noi telefonicamente. Cessione di stupefacenti, l'ipotesi di reato, essendo l'ayahuasca vietata in Italia e avendone l'autopsia rilevata nel corpo di Alex una quantità tale da presupporre che sia stata assunta per certo quella sera a Vidor. Di certo le responsabilità ci sono, non è un fatto di certo accidentale. Ma nella denuncia presentata ai carabinieri si va anche oltre, specificando che se la procura dovesse ravvisarne gli estremi, preso atto della cessione di questa sostanza, si potrebbe configurare anche la morte come conseguenza di altro reato o l'omicidio colposo. Di fatto, tuttavia, i Marangon restano convinti che il ragazzo sia stato ucciso, che i colpi sul suo corpo, almeno 2, non se li sia procurati cadendo nel Piave, ma siano stati inferti. Da qui, in conclusione della querela, la richiesta alla magistratura trevigiana di procedere per omicidio volontario a carico di ignoti e di disporre una nuova autopsia. Chiediamo che a questo punto, siccome poi è chiaro... Servizio di Lina Paronetto, un imprenditore italiano dell'Opitergino è stato arrestato dalla polizia per aver nascosto in casa, in auto di sua proprietà a Cessalto, ben 22 kg di droga. Il blitz della squadra mobile sabato sera. L'abitazione e le sue pertinenze sono state perquisite palmo a palmo finché non sono saltati fuori complessivamente 22 kg di hashish suddivisi in panetti da 100 grammi. L'uomo imprenditore del settore edile è finito in manette ed ora si trova agli arresti domiciliari a Cessalto con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Torniamo allora agli incidenti stradali, perché abbiamo i dettagli nel nostro servizio della tragedia della Valle del Chiampo, dove 2 ragazzi sedicenni sono stati investiti mentre erano in scooter da un'auto che ha invaso la loro corsia. È rimasto ferito anche un loro terzo amico su un'altra moto. Vediamo. Giulio come Mattia. 2 giovani amici che hanno condiviso un destino tragico, vittime dello scontro di Ferragosto ad Arzignano tra una macchina e 2 moto. Giulio e Mattia sbalzati di sella insieme, Giulio alla guida, Mattia passeggero, e proprio Mattia Cardascia, residente a Montorso, era deceduto il mattino successivo all'ospedale di Vicenza. Adesso purtroppo anche Giulio Pizzolato di Arzignano, ricoverato al San Bortolo in gravissime condizioni, non ce l'ha fatta. Ferito anche un terzo ragazzo che viaggiava su un'altra moto e che fortunatamente non è in pericolo di vita. Una tragedia che si è consumata dopo una serata tra ragazzi, trascorsa serenamente in sella alla loro moto. L'auto, che per motivi in corso di accertamento da parte della polizia locale si è scontrata frontalmente con le moto, era guidata da un 50enne di Arzignano che, arrestato, si trova ai domiciliari. La procura, a quanto pare, avrebbe aperto un'inchiesta per duplice omicidio stradale. La tragedia ha colpito la comunità di Montorso e quella di Arzignano, che si stringono al dolore delle famiglie delle giovani vittime. Ora si attende che l'autorità giudiziaria dia il via libera per i funerali, che probabilmente verranno celebrati per entrambi gli amici ad Arzignano, una città che oggi piange l'ultima tragedia della strada. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri, che è responsabile della nostra redazione di Vicenza, e adesso andiamo a Foggia perché ci sono ancora le puntine in metallo che vengono buttate sulla strada per provocare le cadute dei ciclisti. Dopo il Grappa questi delinquenti si sono spostati nell'altopiano di Asiago.
Ancora in azione il puntinatore che si diverte a danneggiare le gomme delle biciclette di chi affronta le salite sulle nostre montagne, spargendo puntine metalliche sull'asfalto. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato quello che succede sulle strade del Grappa, ma ora pare che sia partito un fenomeno di emulazione che si è spostato anche nell'area dell'altopiano. Nello specifico, in territorio comunale di Foggia, sui social sono stati messi in guardia i ciclisti proprio per la presenza delle puntine di ferro. È successo anche a 2 ciclisti che stavano scendendo e davvero hanno rischiato grosso, perché una camera d'aria che esplode in corsa, in discesa, non può finire certo bene. Tanti messaggi di attacco verso un'azione deplorevole, e a chiedere che venga posta una fine a ciò non sono solo gli amanti della due ruote, ma anche tutte quelle persone che la montagna la amano, ma la amano e la rispettano davvero, non compiendo gesti ignobili che andrebbero solamente denunciati alle forze dell'ordine. Servizio di Vanessa Banzatto. Tra le vittime di questi imbecilli c'è anche lo scrittore Paolo Malaguti. Anche il noto scrittore Paolo Malaguti, ciclista amatoriale innamorato delle nostre montagne tra la storia e il paesaggio che tanto ha narrato nei suoi libri, è stato vittima del puntinatore selvaggio, un singolo soggetto o più individui che negli ultimi tempi si stanno accanendo contro i ciclisti che soprattutto nei fine settimana affrontano la salita sino a Cima Grappa, gettando sull'asfalto puntine in metallo. Un gesto a dir poco sconsiderato che rischia davvero di mettere a repentaglio la vita di chi affronta la montagna sulla due ruote, come conferma lo stesso Malaguti, che abbiamo raggiunto telefonicamente per farci raccontare la sua disavventura. Ero impegnato nella salita della Giardino verso Cima Grappa e più o meno all'altezza di Camol la ruota anteriore ha beccato una puntina, quindi per fortuna ero in salita e quindi sono riuscito a fermarmi senza problemi. Fossi stato in discesa sarebbe stato indubbiamente molto più pericoloso. Certo, anche perché queste persone o questa persona non si rendono conto davvero della pericolosità del gesto. Oppure se ne rendono conto e lo fanno lo stesso. Queste azioni scellerate in realtà vanno a minare non solo i ciclisti, ma tutto il territorio montano. Se iniziano a girare queste voci, chi sale in montagna sceglie altre montagne, chi sa che quella strada è una strada nella quale puoi restare a piedi va da altre parti, e purtroppo non solo chi sale in bici. Quindi il tutto si traduce come onda lunga in un danno anche economico per tutti gli operatori del turismo del territorio. Lei cosa si sentirebbe di dire se trovasse davanti questa persona o queste persone? Vabbè, intanto gli presenterei il conto della camera d'aria del copertone, però ecco, al di là di quello, diciamo, da insegnante proverei a fare un ragionamento lungo e credo difficile, visto che mi pare una persona scarsamente abituata al ragionamento, sul fatto che un territorio complesso come il Grappa ha tanti attori, ha tante persone che hanno il diritto di viverci, quindi non è la strada migliore per risolvere i problemi. A proposito di strade, molte carreggiate vengono chiuse, sono bloccate da frane, da colate di detriti e di fango dopo le ondate del Maltempo. Allora i sindaci chiedono di avere dei poteri speciali per poterle sbloccare e di diventare in pratica commissari straordinari. Sentiamo. Le frane attualmente che ho monitorato sono circa una ventina legate agli ultimi 2 eventi atmosferici, e quindi la speranza è che appunto non succedano altri eventi particolari, perché ripeto, siamo veramente in una situazione di difficoltà in un sito comunque molto molto fragile. È un conto aperto quello che il sindaco di Fara di Soligo tiene degli smottamenti che si sono registrati solo con le 2 ondate di maltempo del mese scorso, 7 e 24 luglio, piogge che hanno provocato nuove ferite che ovviamente vanno sanate. Io ho fatto una stima più o meno su quello che possono essere la conta solamente delle frane nel patrimonio pubblico, quindi a strade, e è intorno ai 500, dai 500 agli 800.000 euro.
soldi che immagino il Comune non abbia in questo momento. No, assolutamente il Comune non ha, anche se fosse in minima parte o se fosse anche ridotta a un terzo, non sarà in grado comunque di affrontare una spesa di questo tipo, per cui insomma l'augurio e l'auspicio è quello che ci possano essere dei fondi dedicati anche ad emergenze di questo tipo e che si possa intervenire anche subito. Da qui la richiesta di prevedere anche a livello governativo ulteriori fondi per le piccole e grandi emergenze idrogeologiche dei territori, ma la questione non è solo e soltanto economica. Io addirittura direi di più, direi di nominare, quando ci sono eventi decretati di questo tipo come calamità, il sindaco, chi per esso, un commissario straordinario che possa fare ed intervenire subito. E un altro tema che va per le lunghe è purtroppo il tema della burocrazia. Pensiamo, noi qui siamo in una zona comunque vincolata, se io devo aspettare di avere i pareri di tutti gli enti passano 6 mesi. Non posso aspettare e pensare che passino 6 mesi, perché da una piccola frana in 6 mesi può diventare una grande frana e quindi un grosso problema. La situazione più critica in via Collagù in continuo aggiornamento. Proprio in questi giorni sono terminati anche i lavori da parte dei vigili del fuoco di messa in sicurezza della parete che si era staccata, o comunque degli alberi che erano pericolanti sulla strada sottostante. Credo nelle prossime settimane di poterla già riaprire con una serie di lavori di sistemazione anche della strada stessa. Intanto resta l'appello ai residenti, quello di continuare a documentare i danni. La pratica è aperta e questo in attesa di risposte. Servizio di Christian Arboit, c'è stato un intervento dei Vigili del Fuoco ieri sera intorno alle 19:30 per l'incendio di alcune torri di carico del terminal intermodale in disuso a Marghera, in via dell'Elettricità. Al lavoro per spegnere il rogo ed escludere la presenza di eventuali persone coinvolte, la squadra della centrale di Mestre con il supporto dell'autoscala e dell'autobotte. Fortunatamente non si sono registrati feriti, le cause del rogo sono al vaglio degli inquirenti. A Pove del Grappa alcuni cittadini esprimono platealmente il disagio contro gli odori molesti che da anni provengono da una ditta che lavora carni deteriorate. Sulle recinzioni di alcune abitazioni delle vie adiacenti sono comparsi degli striscioni per sollecitare un intervento risolutivo. Sul posto per noi Mirko Cavallin e Renzo Rigon della redazione di Bassano del Grappa. Buongiorno da Pove del Grappa, siamo in via Arrea, una strada che è a pochi metri dal corso del fiume Brenta, una zona residenziale ristretta tra due aree industriali artigianali, e c'è da tempo un problema di odore, anzi possiamo dire di puzza, la puzza che non è decorosa, come dice lo striscione alle nostre spalle. Con me c'è Laura Moreto, che è portavoce temporanea del comitato che i cittadini hanno da tempo costituito. Qual è il problema, Laura? Il problema è che la situazione è invivibile e ingestibile. Negli ultimi anni, tra l'altro, è andata peggiorando. Noi sentiamo puzza sempre. Adesso per esempio non c'è, però prima è passato un camion e puzzava. Delle volte puzza perché passano i camion, delle volte invece puzza dall'azienda. E noi viviamo in tutto questo, in putrefazione, che è un odore spaventoso di notte, tanto la notte, tanto la sera, quando le aziende o quando i cittadini, magari i lavoratori, sono via. Sabati, domeniche. Noi abbiamo fatto la settimana scorsa che era Ferragosto, da morire. È vergognosa sta cosa, non è possibile. Cioè io non posso essere obbligata, tutti noi non possiamo essere obbligati a chiudere le finestre, avere un climatizzatore in un paese come Pove che offre un'aria meravigliosa sempre. Basta, siamo proprio stanchi. In più non sappiamo l'effetto sulla salute, perché a lungo termine, insomma, lo vedremo. Da un punto di vista emotivo e psicologico siamo allo stremo, vedremo quello da un punto di vista fisico più avanti. Ecco, il riferimento a cui Laura faceva cenno è a un'azienda, la Baggio Pelli, che è qui alla nostra sinistra a pochi metri, un'azienda che si occupa di lavorare scarti animali o per lo smaltimento definitivo oppure per la produzione di alcuni sottoprodotti, ma, e lo testimonia anche quanto era successo il 4 luglio, l'incidente stradale con un carico che si era ribaltato sulla statale Valsugana, la puzza in quel momento
momento o in quel frangente era davvero nauseabonda. In questo momento non c'è una bella brezza che scende dalla Val Brenta, però non ci sono orari, date particolari. No, assolutamente, è sempre all'improvviso, a parte che ha poco valore che ci avvisassero quando emanano sti odori, nel senso che capita, prima è passato un camion e puzzava, poi non passa più, magari è momentanea, è una cosa veloce, invece alle volte è più stagnante, quindi l'odore è più persistente e dura nel tempo, talvolta anche un'ora, 2 ore, e con ripetute uscite ancora più forti, quindi sta un po' leggero e poi rincara la dose. Gli striscioni sono apparsi da alcune settimane, tanti hanno scritto vendersi, molti chiedono lo stop. L'azienda sappiamo che è già intervenuta mettendo qualche tempo fa degli abbattitori, delle strumentazioni per ridurre, ma voi dite che il problema non si è risolto. Non è cambiato nulla a tal proposito, in più oltre a sentirsi ancora l'odore abbiamo l'altro problema del rumore, quindi dopo il danno anche la beffa. Adesso vorrei, non è possibile, la torre dovrebbe essere quella che ci garantisce un'aria pulita, salubre, sana per il nostro benessere, e in più abbiamo anche l'odore, il rumore, quindi sì, non so. Per chiudere, gli striscioni sono una protesta plateale, visibile, i vostri interlocutori sono evidentemente l'azienda e anche il comune. Beh certo, noi chiediamo aiuto, la nostra è una protesta pacifica e chiediamo aiuto da parte di tutti, perché c'è sempre stato detto di stare zitti e di portare pazienza, adesso basta, perché siamo proprio allo stremo, basta. Non si può non dormire di notte, non si può pensare di avere ospiti a cena e non riuscire a vivere liberamente la propria vita. Noi siamo stati privati della nostra libertà ed è una cosa vergognosa. La nostra libertà è importante quanto quella di chiunque altro, la nostra vita, la nostra salute è importante tanto quella di tutti gli altri, e non ho capito perché noi veniamo così poco ascoltati. Laura Moretto, la ringraziamo, a nome rappresenta anche gli altri cittadini, Renzo Rigon alla parte tecnica per il momento, ma credo che ci torneremo. Da Pove del Grappa è tutto, a voi la linea. Grazie ai nostri inviati. Vediamo alcuni titoli del Corriere del Veneto, la prima pagina online. Trova pitone reale nel giardino di casa, che paura, mio figlio lo ha catturato in una cassetta di plastica. È successo a Santa Giustina in Colle. E poi l'intervista, io contaminata dai PFAS ho avuto 4 aborti e 2 tumori, ora per mia figlia niente test, la regione la protegga. Emily in Paris, a Venezia c'è lo staff di Lanza e Baucina, i wedding planner di Bezos. Emily in Paris è una famosa serie ambientata in varie città, arrivata a Venezia, e le riprese vengono fatte proprio nel centro della città nei prossimi giorni. E passiamo all'emergenza lupi. È stato addirittura sbranato un cagnolino qualche giorno fa. La provincia vicentina lancia la proposta di formare un nuovo personale attraverso corsi ad hoc per allontanare le bestie con i gommini. Emergenza lupi che non si ferma nella provincia vicentina, predazioni che preoccupano sempre di più per la vicinanza alle case. Per questo la provincia si autocandida proponendo di formare nuove figure attraverso un corso per estendere l'uso di pallini in gomma. Numerose sono le segnalazioni di avvistamenti, ma soprattutto di predazioni di animali da reddito, da affezione, ma anche di animali selvatici sul territorio della provincia di Vicenza, ma soprattutto in altipiano e in prossimità delle maglie. Come provincia vogliamo chiedere alla Regione Veneto di poter organizzare dei corsi di formazione per gli operatori che utilizzeranno i pallini di gomma, in modo da dissuadere questo opportunista animale che si avvicina sempre di più agli animali da reddito. Un corso che vorremmo svolgere proprio a Vicenza e che vorremmo come formazione per tutti quegli operatori che poi contribuiranno a un'attività di supporto alla Polizia Provinciale. Noi come provincia abbiamo portato avanti un dialogo costante con il Ministero che ha autorizzato l'utilizzo dei proiettili di gomma, che sicuramente in questo momento sono un deterrente importante, non sufficiente, e quindi bisognerà arrivare piano piano anche a un'ipotesi di prelievo di questi grandi predatori appunto
sul nostro territorio. Ma quello che è più importante, che stiamo condividendo con appunto il vicepresidente che ha la delega specifica a questo problema, è dare la disponibilità fin da subito affinché la provincia di Vicenza possa essere territorio di sperimentazione, perché non solo il personale autorizzato, quindi la polizia provinciale, ma anche, come avviene per tutte le altre specie, anche altro personale adeguatamente formato possa utilizzare questi proiettili di gomma. Questo moltiplicherebbe l'effetto deterrente nei confronti del lupo e sicuramente aiuterebbe gli allevatori. Se n'è andato dopo una lunga malattia Danilo Furlanetto, l'uomo che era stato sfrattato insieme ai suoi 4 cani e una gatta e viveva in auto pur di non separarsene. Mercoledì ci saranno i funerali. Sui social moltissimi si sono offerti di aiutare il fratello a prendersi cura degli animali. Vorrei che qualcuno ci aiutasse, cerchiamo in affitto un appartamento dove stare con i cani, un po' di giardino sì, ma quello, cioè, se c'è il tetto e magari che non escano in strada. Se n'è andato il giorno di Ferragosto Danilo Furlanetto, a soli 59 anni, vinto dalla malattia. Originario di Fiera ma residente a San Biagio di Callalta, dove era conosciutissimo per la sua storia tra salute precaria, assenza di una casa e per l'amore infinito che nutriva per i suoi animali, dai quali non si voleva mai separare. Dopo lo sfratto avvenuto a febbraio, Danilo e il fratello Luca avevano deciso di vivere con i loro 4 zampe nell'auto, una Ford Fiesta in cui hanno trascorso l'inverno. Danilo raccontava la sua storia sui social. I post sono diventati immediatamente virali, catturando l'attenzione della stampa e del comune di San Biagio, che aveva trovato per loro una sistemazione. Era stato anche aiutato da molte persone, ma nelle ultime settimane la sua condizione di salute si era molto aggravata. Il suo ultimo post dell'11 agosto dice: "Mi stanno riassestando, mentre io credevo di stare per schiantarmi al capolinea, ero proprio messo male". Mercoledì i funerali, ma ora il pensiero va inevitabilmente a Eva, Viola, Blackie, Billy, Brick e Bianca, i suoi 4 zampe che da oggi veglieranno su quel loro amico speciale che avrebbe dato la vita per loro e che oggi invece devono cercare un nuovo padroncino. Se stai male, hai una giornata storta, qualcosa, lo vedi scodinzolare o ti appoggia il naso alle ginocchia, si struscia un po'. Non passa tutto perché non fa passare la malattia, però cambi l'umore e ti fa star bene. Ci spiace molto, aiutiamo il fratello a prendersi cura di questi cani, magari li vorrà anche fare adottare da qualche amante di questi animali. Vediamo i titoli dell'Arena di Verona, dimesso da Borgo Trento, uno dei primi bimbi giunti da Gaza. Cesaro dice sta meglio, ora lo seguiremo a domicilio. Cesaro è il primario dell'ospedale in cui è stato ricoverato questo bambino. T-Red, in pochi passano col semaforo rosso, tra questi prima patente sospesa. Ecco perché è una piccola e nascosta dal verde segnaletica invisibile nel canale della tragedia, e qui si tratta del canoista che è morto a Borghetto di Valeggio sul Mincio. Anche in questo Ferragosto, da tutto esaurito, si nota la moria di negozi di Bassano del Grappa. Sono sempre di più le vetrine che restano spente e i visitatori se ne accorgono, e questo accade praticamente in tutti i centri storici delle nostre principali città. Amare il centro storico e volere tenerlo vivo, perché per chi ama Bassano è un po' triste vedere usare i negozi del centro. Il primo comandamento è: ama la tua città, vivi il suo centro, frequenta le sue botteghe. Altrimenti succede quel che sta succedendo a Bassano ormai da anni, con un numero sempre maggiore di vetrine che si spengono e rimangono vuote. D'altra parte, però, non bastano i clienti a fare un centro commerciale naturale. Serve che tutto il meccanismo sia oliato alla perfezione, a partire, secondo molti, dagli affitti che i commercianti si trovano a dover pagare, che molto spesso sono fuori mercato. Gli affitti incidono tantissimo, del resto insomma vediamo anche per la casa, no? Che è difficile, che i costi sono aumentati, i prezzi sono schizzati alle stelle, quello incide tanto. Anche a Trento stanno chiudendo tanti perché non si possono permettere l'affitto. Intanto dovrebbero venire incontro i proprietari con affitti
affitti e dare la possibilità magari all'inizio un affitto abbordabile, poi col tempo, se l'attività prosegue tutto va bene, magari. Gli affitti incidono, certo, ma incide pure la concorrenza spietata e a volte insuperabile delle grandi piattaforme online, dove si trova di tutto, ovvio, ma senza quel qualcosa in più che può dare solo un negozio fisico. E qui cosa si può fare? Aiutare i negozianti trovando appunto altri sistemi o aiutandoli proprio da un punto di vista proprio con incentivi o qualcosa di questo genere, altrimenti vanno fuori mercato. Lo stesso prodotto nel negozio costa di più, ma per ovvi motivi, perché loro hanno delle spese, il personale che deve essere correttamente pagato. La colpa della moria di botteghe del centro non è legata però solo agli affitti o alla concorrenza delle grandi piattaforme online. Il grande commercio, i grandi centri commerciali con i parcheggi e tutto il resto offrono qualcosa in più. Ci vorrebbe un'operazione di tipo culturale secondo me, perché il negozio, io per esempio vedo che c'è il rapporto personale, c'è l'amicizia a volte addirittura, per cui bisognerebbe riscoprire quella gentilezza che caratterizza proprio i piccoli negozi. In quelli si paga un po' di più, però offrono qualcosa. Alla fine, vada come vada, sono in tanti a delegare alle autorità e alle istituzioni le scelte strategiche e si va a parare sempre lì. Negozi sempre più chiusi. Purtroppo. Cosa bisognerebbe fare? Provi a chiedere al sindaco. Ci faremo una capatina anche noi, di sicuro, vediamo se viene fuori qualche idea. E voi cosa ne pensate? Servizio di Ferdinando Garavello, intanto il turismo è in crescita nel Vicentino, innanzitutto a Vicenza città, che ha attirato più di 200.000 visitatori nei primi 5 mesi di questo anno. Arriviamo da Chiaravalle in provincia di Ancona, andremo a vedere, abbiamo visto il Teatro Olimpico e vedremo il museo e probabilmente la Villa Palladiana, Piazza dei Signori, insomma una bellissima città. From Spain. 2025 anno sotto il segno del turismo. Nei primi 5 mesi Vicenza registra un boom. La città del Palladio ha richiamato 218.511 visitatori, il 26% di tutta la provincia, con una presenza media di circa 2 notti per ogni turista. Presenze che anche in questo ponte di Ferragosto hanno popolato la città. Noi arriviamo dalla Francia, dalla periferia di Parigi, ok? E turisti solo per 2 giorni qua a Vicenza. Solo per fare una tappa. Che cosa avete visto di Vicenza? Palazzo Chierecati, Teatro Olimpico, la cattedrale, chiesa di San Lorenzo. Che cosa vi è piaciuto di Vicenza? Teatro Olimpico. Molto impressivo. Secondo i dati della regione, in tutto il Vicentino sono più di 820.000 pernottamenti, con un aumento del 7% rispetto ai primi 5 mesi dello scorso anno. Insomma, cresce il turismo, ma non solo a Vicenza. Bassano è al secondo posto e Montechiumaggiore al terzo, entrambi sopra le 50.000 presenze nei primi 5 mesi del 2025. Un trend, quello del Vicentino nel 2025, che potrebbe chiudersi con più di 2 milioni di turisti, superando così i livelli raggiunti prima della pandemia. Gli albergatori veneziani fanno un primo bilancio della stagione turistica del post-Ferragosto e sono dati sovrapponibili al 2023, ma manca ancora la grande affluenza per la Mostra del Cinema di Venezia. Il Ferragosto non è mai stato un periodo di altissima stagione per il turismo a Venezia, così come in molte altre città d'arte. Tuttavia i numeri di questa festa 2025, che arriva sempre nel cuore dell'estate, sono buoni. Complessivamente la media dell'occupazione degli alberghi associati dell'Associazione Veneziana Albergatori ha fatto registrare una quota pari all'85% circa, numeri sovrapponibili in tutto al 2023, il Ferragosto di 2 anni fa, con una flessione invece rispetto allo storico anno dei record 2024. Parla Daniele Minotto al suo primo Ferragosto da direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori dopo un lungo periodo da vice direttore.
L'attesa è tutta per la mostra del cinema. La Ferragosto non è mai un periodo particolarmente interessante per le città d'arte, in modo particolare per Venezia. È stato comunque un buon Ferragosto. Raccogliamo una media di occupazione in tutta la città, quindi anche tra la terraferma, il Lido e la città antica, intorno all'85%. Alcune strutture hanno raggiunto anche i sold out, il 100% di occupazione, altre si sono attestate comunque su un ottimo 70%. Il momento clou, che sarà appunto tra pochi giorni per la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 27 agosto al 6 settembre al Lido dove l'occupazione degli alberghi è quasi arrivata al completo, e poi con i grandi altri eventi del settembre veneziano, tra i quali spiccano Regata Storica e Premio Campiello. È comunque un dato positivo, non ci vogliamo lamentare. Il 2023, appunto l'anno che è di riferimento come Biennale Architettura, è più o meno stato rispettato, quindi ci attendiamo ora che arrivi la mostra del cinema con quella clientela tipicamente veneziana legata a questo grande evento. E il presidente della Biennale del Cinema, della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, sogna Zaia, governatore della Sicilia. In una intervista concessa al Secolo, Meloni dice: un mattatore, il ponte sullo stretto convincerà tutti. Il presidente Zaia ha risposto così, come dire, ci mancava solo quest'ultima candidatura dopo ministro degli interni, ministro del turismo, presidente di un ente pubblico, candidato sindaco a Venezia, insomma adesso mancava solo la Sicilia, ha fatto capire Zaia. Vediamo, chiudiamo questa parte anche relativa al turismo con un bilancio dei primi mesi del 2025 in un'altra città di forte attrazione che è Treviso. È un turismo che cresce a ritmo vertiginoso e se il trend sarà rispettato, Treviso potrebbe chiudere addirittura con 200.000 visitatori in un anno, trend positivo di oltre il 6% rispetto allo scorso anno. Numeri che riempiono di orgoglio il sindaco Mario Conte, che si aspetta grandi cose anche dalla mostra curata da Marco Goldin, che aprirà a metà novembre e che dovrebbe far rimbalzare in alto le cifre dell'ospitalità. L'attrattività della nostra città è sotto gli occhi di tutti. Ovviamente qui non parliamo di overtourism, però parliamo di una crescita importante da un punto di vista turistico, grazie a una programmazione culturale che di fatto ha visto con l'estate trevigiana ogni giorno presentare qualcosa, grazie ad investimenti di marketing territoriale che parlano dei nostri paesaggi, delle ciclovie, di tutti quei luoghi che sono molto attrattivi per i turisti. Parliamo di cultura, parliamo di sport, parliamo di enogastronomia, quindi è una città che si presenta nel migliore dei modi. L'incasso derivato dalla tassa di soggiorno conferma che la città ha saputo fare dell'ottimo marketing anche all'estero. Abbiamo avuto quindi un ottimo risultato da un punto di vista di incassi della tassa di soggiorno e ci preme anche sottolineare come per noi la tassa di soggiorno è un'entrata che viene obbligatoriamente reinvestita totalmente nella promozione della città. Fatemi ringraziare i commercianti della città, perché l'accoglienza che loro danno non è un'accoglienza turistica, ma è quasi un'accoglienza amichevole, confidenziale, che consente a coloro che vengono in città di vivere la trevigianità e quindi di toccare le corde delle emozioni, che poi sono quell'elemento che fa tornare i turisti. Dall'altro lato resta il cruccio di avere ancora troppe vetrine vuote e locali sfitti. Dobbiamo lavorare su più fronti quando si parla di commercio, di cultura, di rilancio della città. Non basta un settore, non basta un'iniziativa, ma ci vuole una sinergia importante. È evidente che il mondo del commercio, non a Treviso, in generale nel nostro paese sta soffrendo per la presenza dell'e-commerce e per la presenza dei centri commerciali. Noi adesso agiamo per cercare di limitare l'invasione dei centri commerciali, dobbiamo lavorare anche attraverso eventi che diano continuità e portino gente in città per sostenere il commercio cittadino. L'idea è di creare opportunità anche temporanee per sostenere quelle piccole realtà che desiderano anche solo provare a gestire un'attività. L'importanza di una vetrina oggi sfitta che può diventare un temporary shop, quindi riassumere valore e ritornare ad essere un presidio sociale, quindi da una vetrina spenta, chiusa, sporca e abbandonata tornare ad avere un luogo di socialità, di cultura, di bellezza e speriamo un domani anche di commercio.
Sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI Mario Conte a Focus TG, e con queste temperature torride a gonfie vele le vendite di gelati in tutte le città del Veneto. Vediamo ancora Treviso. Al melone, al cioccolato, al caffè, al cocco, al limone e naturalmente al pistacchio. Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche. Poi c'è chi lo assapora con lentezza zen e chi lo morde come fosse un panino. Alla fine il gelato in estate è molto più di un dolce, è un indicatore sociale, un microcosmo di stili di vita e anche di piccole manie. Ma è davvero così caro quest'anno? Ho preso il cioccolato fondente e nocciola. Pensi che il gelato sia diventato troppo caro? Sì, ho notato una differenza di prezzo anche con l'anno scorso e quest'anno vedo che è un po' caretto. 2 palline, 4 euro. Fragola e amarena. Ci ho speso di questo bel gelatone? 4 euro. Ed è giusto? Penso di sì. Cocco e cassata. Quanto l'ha pagato? 2,50 Io Nutella e gianduia. Buono. Giù è pallettata, ma sono sempre due gusti. 4 gusti mi pare che arriva a 7 euro, un affare del genere. Cose assurde. Variazioni di prezzo che sono facilmente spiegate. Quest'anno abbiamo fatto un incremento allineandoci, facendo una riunione tutti noi professionisti, e abbiamo allineato un po' i prezzi. Dovevamo sopperire all'aumento delle materie prime che ancora una volta sono aumentate, però cercando di stare su un prezzo comunque sia abbordabile per tutte le famiglie. E abbiamo fatto e scelto di fare un rincaro di un solo 10%. Qui da me possiamo avere un gelato 2 gusti partendo da 2,50 €, per poi avere un medio che è praticamente l'equivalente quasi di un pranzo con le dosi che proponiamo, si toccano i 4 euro. L'azienda ha scelto di aumentare i prezzi soprattutto a causa dell'inflazione sui prodotti caseari, le uova, queste cose. Ha cambiato però appunto a causa di questo un po' il menù. Prima si poteva scegliere, per esempio in cono piccolo era una pallina e la panna oppure 2 palline, adesso invece abbiamo 2 palline e la panna inclusa con l'aumento di prezzo. Un gelato che resta comunque molto apprezzato, quello dei gelatieri trevigiani, anche perché sperimenta sempre nuovi gusti ed è attento anche a vegani e celiaci che possono davvero trovare grandi soddisfazioni. Da Prana si trova anche un gelato all'infusione di basilico tulsi, ayurvedico e molto particolare. Dalla Romana spiccano anche i gusti storici. I gusti che vanno dalla maggiore sono il bacio di dama, sicuramente, un gusto a base nocciola con variegatura al cioccolato e mandorle tostate, oppure il caramello salato, anche quello va parecchio, o la nostra crema del 1947. Per chi se lo stesse chiedendo comunque, il gelato più costoso al mondo è il Byakuya, con un prezzo di 6.211 € a pallina. Questo gelato giapponese è entrato già nel Guinness dei primati e avrebbe dentro anche tartufo bianco e foglia d'oro. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Mattia Pizzai e Andrea Basso. Torniamo subito. Torniamo in diretta da Christian Arboit e da Simone Merlo per darvi conto di altri danni provocati dall'ondata di maltempo ieri sera nella Marca. A te, Christian. Sì, direttore, danni ma soprattutto paura, attimi di tensione concitati come quelli che si sono registrati qui. Siamo sotto il capannone della sagra di San Mamante, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate qui nella Marca occidentale e a Vedelago. Ieri sera verso le 18 proprio sotto questo capannone si sono registrati attimi di tensione. Vi abbiamo parlato di questa fortissima pioggia ma soprattutto di un vento fortissimo, violentissimo. Qui con me li saluto e li ringrazio Franco Furlan, che è presidente della PS San Mamante, e Giorgio Marin, vice sindaco di Vedelago, che è reduce da un sopralluogo, poi ci traccerà un bilancio. Franco Furlan, ritorniamo alle 18 più o meno di ieri sera. Lei dov'era? Cosa è successo? Era qua dentro, che aspettavamo per aprire, ha cominciato a suonare l'anemometro qua, la sirena. Il primo lavoro, chiudere i teli a nord, perché di solito i temporali arrivano da nord. Tutti quelli che erano qua, poche persone, saranno una trentina di persone, volontari e qualche cliente, ma dovevamo ancora aprire. Tutti dentro la chiesetta, che è il posto più sicuro per essere in sicurezza, insomma, che il nostro piano di sicurezza prevede
quando suona l'anemometro il primo punto è andare in chiesetta, che è il punto sicuro. Per far parte del piano di sicurezza, insomma. Abbiamo un piano di sicurezza comunque. Proprio parte del piano di sicurezza. Allora non so, Simone, se possiamo mostrare che così i nostri telespettatori vedono. Quello è l'anemometro, quindi lo strumento che è appunto indicato per misurare la velocità del vento, e quello invece appunto l'allarme che è suonato e che vi ha insomma in qualche modo... Proprio ci ha avvisato, perché sì, il temporale lo vedi ma non capisci la velocità del vento, insomma. Ecco, lì vi siete rifugiati nella chiesetta qui di San Mamà. Nella chiesetta, e è durato quei 3-5 minuti, adesso non so di preciso quanto ha durato, e dopo abbiamo contato i danni, che non sono ingenti qua. Sono volati di gazebo. Volati proprio, basta, abbiamo annullato la serata perché è tutto bagnato. La fortuna ha voluto che sia successo alle 18, perché se succedeva alle 19, alle 19:30 e 20 con il capannone pieno quello era veramente il problema. Nel male siamo stati fortunati, ecco. Vice Sindaco Giorgio Marina, lei è reduce da una mattinata di sopralluoghi, anche ieri sera lei era operativo con gli operai, con gli operatori, ci sono stati anche degli interventi dei vigili del fuoco. Com'è andata? Che quadro ci può restituire? Intanto vorrei fare i complimenti al Comitato, perché le prescrizioni che vengono fatte dal momento del rilascio delle autorizzazioni vediamo che danno dei benefici e soprattutto danno sicurezza. Sono stati soprattutto delle cadute di alberi che hanno anche rovinato manto stradale, ma che i nostri operai hanno prontamente ristabilito, quindi già ieri sera tutte le situazioni di emergenza erano risolte. Siamo stati beccati di striscio. Castelfranco è stata più sfortunata di noi, qui al di là di alcune tende da sole piuttosto che gazebi o altro, o alberi, questo sì, non abbiamo riscontrato, non abbiamo ancora riscontrato neanche problemi all'agricoltura, ai vigneti piuttosto che altro, e diciamo che ci è andata bene, ma che ci dovremo un po' abituare a questi fortunali così violenti e rapidi che sembrano quasi delle tempeste tropicali. Quindi sarà un problema e lo stiamo vedendo negli ultimi anni, sempre più frequente. Ecco, e diciamo che strumenti come quello che abbiamo mostrato ai nostri telespettatori, un anemometro, possono fare la differenza. Certo che sì, noi lo prescriviamo praticamente in tutte le manifestazioni e soprattutto anche nei parchi pubblici, perché ci sono anche alberi di 20 metri che se per caso succede qualcosa e ci sono degli affollamenti importanti di centinaia di persone, possono veramente creare disastri. Quindi. Perché avvisare a voce non funziona. È impossibile. Abbiamo anche l'allarme a voce, perché abbiamo l'allarme a voce, perché quello serve per altri casi. Il vento è un'altra cosa. Quindi Furlan, archiviamo la serata di ieri e già guardiamo al prossimo anno, alla prossima edizione della Sagra di San Mamà. Questa ci incenerà qualcosa, sicuramente. L'anno prossimo penseremo anche a queste cose qua. Quindi un ulteriore upgrade, aggiornamento sul fronte della sicurezza. Sì, un poco alla volta bisogna abituarsi anche a queste cose, basta prevederle un po' prima. Grazie infinite Franco Furlan, presidente della PS Samamante di Vedelago, grazie Giorgio Marina, vice sindaco sempre di Vedelago. Questa è la cronaca di una serata concitata, fortunatamente è andata bene. Direttore, con Simone Merlo ti restituisco la linea da Vedelago. Grazie molte. Vediamo in diretta dal sito di Repubblica le immagini della Camera Ardente a Roma, al Teatro delle Vittorie di Pippo Baudo, che è scomparso a 89 anni. Tantissimi personaggi della musica, dello spettacolo sono andati a rendere omaggio al presentatore più famoso d'Italia, 60 anni di lavoro all'interno della RAI, con decine di programmi, decine di successi e il grande affetto da parte dei suoi estimatori. Immagini che vi abbiamo dato in diretta dalla Camera Ardente. La scomparsa del presentatore siciliano ha lasciato un vuoto anche nei cittadini della Marca, che lo avevano incontrato e conosciuto. Sentiamo Elena Dal Forno.
Non ha rinunciato al sabato sera e alla prima serata, nemmeno in punto di morte Pippo Baudo, l'uomo che ha inventato lo spettacolo televisivo scoprendo 1000 talenti e legato a Treviso in vari modi. Ha creato la televisione, l'ultimo della generazione della televisione vera di una volta. E lui era anche legato a Treviso, perché è stato qui a Treviso, ricordiamo, tanti anni fa, quando si faceva lo stage di danza. Lui ha presentato in piazza San Parisio quello spettacolo bellissimo di danza. Poi era legato al teatro comunale, io l'ho visto al teatro comunale quando c'era sua moglie Katia Ricciarelli, che qui era con un'opera al teatro comunale. A Sanremo, al Festival di Sanremo, perché c'è stato un periodo quando lui presentava che i ristoratori, il gruppo dei ristoratori trevigiani presieduti dallo scomparso Domenico Camerotto, facevano le cene di gala. E quindi gli passava Pippo Baudo, passavano cantanti, eccetera, eccetera. È quello che andava a scoprire giovani talenti. Quanti cantanti sono passati per Sanremo? Creati, trovati da lui. Ha solo avuto che non è riuscito con Fiorello, e poi le chiese scusa anche. Innumerevoli infatti i giovani ancora adolescenti lanciati da Baudo a Sanremo, dalla Pausini a Ramazzotti a Giorgia, ma anche Albano a Sette Voci, e come non ricordare anche Lorella Cuccarini e Simona Ventura, showgirls letteralmente inventate da lui. Gran persona, è un grande personaggio, non solo per la televisione. No, ci è dispiaciuto molto, sì, ci è dispiaciuto molto, perché penso che tutti gli volevano bene, è una persona splendida. Io lo guardavo molto perché è simpatico, molto accogliente, educato, molto educato, sì, con tutti. Non ce ne sono più come lui. No, forse c'è qualcuno. Gerry Scotti sarebbe un personaggio molto accogliente con tutti. Oltre che educato, era molto gentile con tutti e insegnava la sua esperienza, la riportava anche ai giovani. Ha accompagnato sicuramente la mia adolescenza e una parte anche della mia vita da adulto con le trasmissioni che faceva. Chi è il suo erede? Me lo stavo chiedendo chi potrà essere il suo erede, ma non ho in mente nessuno. Io l'ho conosciuto da giovane, prima a Catania, prima che lui partisse per Roma. Il giorno precedente alla sua partita a Roma per fare il provino ci siamo incontrati a Catania e abbiamo passeggiato assieme, quindi lo conoscevo bene. Che persona era? Fantastico, che altro si può dire, fantastico veramente. Era molto intelligente, era avvocato e ha fatto proprio, diciamo così, la storia della televisione italiana. E stamattina in Camera Ardente tra gli altri c'erano anche Katia Ricciarelli, l'ex moglie, Mara Venier che conduce Domenica In, una sua grande amica, Lino Banfi, l'attore che ha proposto di intitolare il Teatro delle Vittorie al presentatore scomparso. In questo periodo ricorre la commemorazione per i caduti del 14 agosto del 1944, commemorazione che è stata celebrata anche a Malamocco. Sentiamo Lorenzo Maier. In un mondo ancora oggi lacerato da drammatiche e sanguinose guerre, come purtroppo succede a Gaza, diventa fondamentale anche in questo 2025 invocare, chiedere e costruire la pace, anche partendo dalla conoscenza del passato e di ciò che questi conflitti hanno provocato nei secoli. Il 14 agosto del 1944, 81 anni fa, il bombardamento di una motonave a Malamocco, un bombardamento che provocò la morte di 24 persone. Si contarono anche alcuni superstiti, l'ultimo dei quali scomparso un paio di anni fa. Per non perdere la memoria, ogni anno l'Associazione Radiantistica Malamocco, guidata dal presidente Matteo Pistorello e da alcuni infaticabili volontari, organizza un momento di ricordo molto sentito tra i malamocchini. Era il 14 agosto del 1944 e gli abitanti erano come ogni mattina qui alle 7 sul pontile fronte del piazzale di Malamocco ad attendere la motonave che veniva da Chioggia per portarli a Venezia. In quei momenti si scambiavano viveri, generi di conforto e informazioni perché siamo in piena guerra. Una mattina 3 aerei alleati che dirigevano verso Venezia con lo scopo di bombardare una nave ospedale in Punta della Lugana, facendo un volo radente venivano intercettati dai soldati tedeschi a bordo della motonave che spararono alcuni colpi. Uno di questi aerei tornò indietro e mitragliò
più volte sganciando anche una bomba. Nella confusione nel turbine morirono 24 cittadini. Poi in quell'agosto una seconda incursione dove venne bombardata anche una nave ospedale e una seconda motonave, causando la morte di altri 15 civili. Il borgo antico di Malamocco non li dimentica e nel ricordo coinvolge anche i giovani e i bambini, soci onorari della radiantistica. Ogni anno noi li ricordiamo il 14 agosto con una alzabandiera e una preghiera. È importante mantenere vivo questo ricordo perché fu uno degli episodi più tragici per il borgo di Malamocco. Breve pausa pubblicitaria e torniamo di nuovo in diretta. La corsa alle prossime elezioni regionali. Roberto Marcato, il bulldog della Lega, commenta un sondaggio e dà un sostegno a una eventuale candidatura a presidente di Elena Donazzan. Sentiamo Cristian Arboe. Si mi mette una cavara. Il programma è Viva Roma Capitale. Voi capite che io faccio leggermente fatica a rimanere in una compagine. L'unico parole che ho è il Veneto, è il popolo veneto. Altri non ne ho mai avuti, figuriamoci se firmo cambiare in bianco, non le firmavo neanche una volta. Sui social, complice il Ferragosto, ha annunciato una pausa di riflessione Roberto Bulldog Marcato, che ospite della nostra prima edizione non esclude proprio nulla. All'orizzonte la scadenza delle regionali, nel presente un centrodestra quanto mai in difficoltà sia nella tattica che nella strategia. Nel caso in cui non le piacesse il candidato presidente, lei è pronto anche al ritiro? Ma io sono pronto a fare un sacco di cose. Leghista rimarrò fino alla fine. Io ho avuto una tessera nella mia vita, è stata quella della Lega, e morirò leghista, insomma, ecco. Non morirò democristiano come molti altri. Il leghista si può fare anche in altre liste? Il leghista si può fare ovunque, ma stiamo scherzando. Cioè, il leghista è un sentire, il leghista è una condizione d'essere. Lo puoi fare ovunque. Insomma, tutte le possibilità sono contemplate da mister Preferenza, di fatto l'uomo più votato in Lega dopo Zaia, amato dal popolo, meno forse dal partito. Nel direttivo regionale della Lega io ho certezza che ci sono, e anche fuori dal direttivo regionale, insomma, fra qualche dirigente c'è questa volontà di non candidarmi perché sono... addirittura qualcuno perché siccome ho preso tante preferenze toglierei il posto a qualcun altro. Messaggi interni ed esterni si sprecano, con Marcato che continua a sognare un candidato leghista profondamente veneto, ma non per questo pone un veto totale su un nome meloniano, uno in particolare. Per capacità di amministrare e per il fatto che conosce bene la regione di Fratelli d'Italia, Elena Donazzan è sicuramente un amministratore o un'amministratrice, come vogliamo dire, di assoluto livello. L'altro fronte riguarda la proposta di Giampaolo Gobbo, maturata nell'ultimo direttivo della Lega, di escludere dalla prossima corsa chi ha cambiato casacca nel corso della legislatura, richiesta indirizzata a tutti gli alleati. Nel mirino transfughi ed espulsi, tra questi Fabrizio Boron, oggi consigliere regionale in Forza Italia. Sono stato espulso senza motivazione e non mi ricordo nella mia espulsione di aver ricevuto né una telefonata né un messaggio di dispiacere né dalla parte di Luca Zaia né dalla parte di Giampaolo Gobbo, anzi si sono girati dall'altra parte e di certo io non pongo limiti alla mia vita e non do il diritto di porre limiti alla mia vita né a Luca Zaia né a Giampaolo Gobbo. E nel centrodestra rimane un rebus il nome del candidato presidente della regione, con il segretario della Lega trevigiana Dimitri Coin che avverte l'elettorato potrebbe indispettirsi e non andare a votare.
Attenzione a non sottovalutare l'affluenza alle urne, perché un elettorato che alla fine si indispettisce può davvero far emergere tutte le sorprese del caso. E alla fine è sempre l'elettore che decide, e se tu lo indisponi tra andarsene a fare un giro, magari se è una bella giornata da qualche parte, o andare a votare, magari ci pensa anche. Di indispettito c'è anche lui, il segretario provinciale della Lega Dmitry Koin. Il tiramolla nel centrodestra non fa bene a nessuno, dice. Pensare di formalizzare a settembre il nome del candidato presidente alla regione è rischioso e poco funzionale per gli stessi candidati consiglieri. In diretta a Prima Edizione, Koin risponde così quando gli si chiede la data del prossimo tavolo dei leader di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Sono segretario provinciale di Treviso, che non è propriamente l'ultima provincia d'Italia, perché mi sembra che per molti anni sia stata la provincia più leghista d'Italia. Nelle ultime elezioni ci giocavamo e con il nostro grande disappunto Vicenza aveva qualche decimo di punto in più di noi. Non so nulla, non mi vergogno a dirlo, non so nulla e non credo neanche sia normale. Ecco, esatto, a questo volevo arrivare. Non è felice di non sapere nulla, mi pare di capire. Basta guardare l'espressione. Su Roberto Marcato, che annuncia una pausa di riflessione, lui il leghista mister preferenze alle ultime regionali, il segretario trevigiano taglia corto. Tutti possiamo fermarci. Anche Roberto Marcato? Ma tutti, anche ma mister preferenze? Ma non c'entra niente mister preferenze o non mister preferenze. In altre circostanze lo sono stati Franco Manzato, in altre ancora lo sono stati Federico Caner. Cioè ogni elezione ha il suo mister preferenze. Non è che questo sia un elemento divino che decreta che tu sei il migliore di tutti. Fa impressione soprattutto per quanto riguarda forze che hanno sempre decantato ragionamenti e temi come quelli dell'autonomia, vederli in attesa o comunque vincolati a decisioni che arrivino da un'altra parte fa sicuramente pensare anche non solo per quelli che sono gli equilibri interni, ma quelli che saranno eventualmente in futuro gli sviluppi per la politica regionale. Nel centro-sinistra tira tutt'altra aria. Il candidato Giovanni Manildo è già sul territorio a fare campagna elettorale, ma mettere tutti d'accordo non era scontato. Io ho visto negli anni scelte di candidati arrivati all'ultimo momento con difficoltà, magari anche con grandi mugugni da parte della coalizione o con coalizioni che si sono rotte. Questa volta assolutamente il percorso è lineare e tranquillo e ci dà grande soddisfazione. C'è infine l'incognita Vannacci, che in questa lunga estate calda del centrodestra se ne esce con provocazioni spiazzanti. Il problema è le modalità di espressione e i pensieri che esprime l'eurodeputato, che non mi appartengono e neanche rientrano nella vicinanza, diciamo, con i miei ragionamenti. Ha dimostrato chiaramente con la sua elezione al Parlamento europeo e con 500.000 di voti di preferenze scritte con il suo nome che la gente probabilmente del politicamente corretto si è abbastanza stancata. Ne vedremo delle belle da qui alle prossime elezioni regionali, non sapendo ancora quando si svolgeranno. Stasera torna Focus dopo la pausa ferragostana e gli ospiti di questa puntata: Alberto Ferri, Giuseppe Montuori, Pietrangelo Pettenò, Antonella Tocchetto, Stefano Valdegamberi e Alberto Villanova. È tutto per oggi, grazie per averci seguito fin qua. Vi ricordo l'appuntamento con Focus alle 21:15. Grazie ai registi Mattia Pizzai e Andrea Basso e buona giornata.